Spettacolo a Venezia per la notte famosissima, quella del Redentore, fuochi d'artificio tra speciali misure di sicurezza e controlli delle forze dell'ordine. Positivo il bilancio per una ricorrenza sempre molto sentita in laguna. Oggi le celebrazioni liturgiche. Pietro Vernizzi. 40 minuti di fuochi, uno spettacolo di luci riflesse sull'acqua mentre da tutte le chiese di Venezia rimbombano le campane. È la grande festa che dal 1577 rinnova l'antico voto dopo la peste che decimò i cittadini della Serenissima. Nel 2017 però i rischi sono altri. Città blindata con cordoni di sicurezza e transenne nei 3 punti di accesso verso il centro, stazione Piazzale Roma e attracco Vaporetti. Secondo i dati ufficiali del comandante della Polizia Municipale Marco Agostini, in 80.000 hanno raggiunto Venezia, tanto da costringere le autorità a chiudere il Ponte della Libertà che collega la terraferma alla laguna. 500 gli agenti schierati, vietatissime le bottiglie in vetro. Qualche strascico polemico per il fatto che 77 vigili urbani erano assenti dal lavoro per malattia o permessi. Sicurezza comunque garantita per veneziani e turisti, la notte famosissima con tanto di tavoli imbanditi in barca. Faccio sempre tutto io, ma... Il baccalà mantecato l'ha fatto la Gloria, gli sgombri agli Saori li ha fatti la Banchissa. Che è un francese. Che è francese. I bovoetti che abbiamo fatti no altri perché siamo veneti.